Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, buona domenica, una domenica in cui sono tante le notizie, si accavallano, ci portano nuovamente in Marocco per aggiornare purtroppo la stima dei decessi causati dal terremoto che ha colpito Marrakech. C'è stata nella notte una nuova scossa, questa volta 4,5 della scala Richter, le vittime salgono a 2000, c'è la conta dei danni, circa 1400 feriti, sono 400 gli italiani che in questo momento si trovano a Marrakech. La Farnesina fa sapere che stanno tutti bene, tra questi ci sono diversi veneti, una coppia di trevigiani, una coppia di padovani che in questo momento siamo riusciti a metterci in contatto con loro, si trovano in aeroporto, stanno facendo il check-in per poter rientrare a casa. I primi italiani sono già rientrati, intanto è un territorio che deve rialzarsi, gli aiuti iniziano ad arrivare, 300.000 euro sono già arrivati dalla CEI e ovviamente la macchina dei soccorsi è partita in Italia. Dobbiamo darvi un'altra notizia, c'è stato un tremendo schianto, siamo a Cagliari all'alba, 6 ragazzi giovanissimi, hanno tra i 18 e i 20 anni, sono rimasti vittime in questo incidente. Dei 6 occupanti dell'abitacolo a Cagliari ne sono morti 4, gli altri 2 sono ricoverati in ospedale in codice rosso. Una fuoriuscita autonoma, una macchina che ha urtato il marciapiede e si è ribaltata. Dunque la cronaca ci porta a Cagliari e nuovamente a Marrakech. In Veneto andiamo a Treviso, dove è stato reso noto soltanto oggi e anche grazie alle notizie uscite in un quotidiano locale, l'ultimo episodio che torna a far parlare il quadrante di Piazza Borsa. Torniamo a Treviso, in piazza, con un giovanissimo che è entrato al PAM con una pistola. Fortunatamente poi si è scoperto essere una pistola giocattolo, ma evidentemente il fatto ha portato tanta paura tra le persone che si trovavano all'interno del supermercato. Vediamo. L'ultimo episodio in ordine di tempo che vede come protagonista il supermercato PAM di via Fiumicelli, salito agli onori delle cronache per i recenti episodi di disordine. Da diverse settimane l'area del quadrante di Piazza Borsa, dopo l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura, è attenzionata dalle forze dell'ordine. Una pattuglia della polizia locale staziona stabilmente durante il weekend. A riferire l'episodio, come riporta un quotidiano locale, una guardia giurata in servizio al supermercato. 2 sabati fa è entrato un ragazzo con una pistola agganciata alla cinghia. La cassiera, alla vista dell'arma, ha prontamente allertato la sicurezza, arma poi rivelatasi giocattolo. Sono diversi, sempre secondo quanto riportato dal testimone, i ragazzi che, soprattutto nel weekend, entrano nel supermercato per acquistare degli alcolici. Torniamo in Marocco, nel cuore di Marrakech, sconvolto dal sisma. C'è anche Abdallah Kerraji, volto dell'integrazione trevigiana. È un inferno, ha raccontato alla nostra redazione, in continuo contatto con la Farnesina, anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. Vediamo. Ieri sera ero ad Agadir in un locale con degli amici, poi a un certo punto tremava la terra, sentiva spavento. Nell'inferno di Marrakech e Agadir c'è anche lui, il volto simbolo dell'integrazione trevigiana, Abdallah Kerraji, presidente dell'associazione Hilal, da anni attivo soprattutto nell'accoglienza di profughi. Kerraji in queste ore si trova nell'area vicino alla sua città di origine per organizzare la festa dell'amicizia tra Italia e Marocco, sopravvissuto il termine giusto guardando le immagini di distruzione dall'Africa nord-occidentale. Va bene, ringrazio Dio, ho avuto un momento un po' particolare ieri sera, ma è passata la grande paura. Gli amici tutti che escono spaventate, a un certo punto siamo usciti fuori il locale, per fortuna non ha successo niente.
A metà pomeriggio il bilancio provvisorio ha superato i 1.000 morti, 200 gli italiani sul territorio secondo i dati del ministro Tajani, nessun connazionale ferito. A seguire l'evoluzione con gli uffici della Farnesina, anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia, nessuna criticità al momento per i nostri corregionali, dice, rivolgendo un pensiero commosso alla popolazione e una preghiera. Lo stesso Abdallah sta facendo da tramite con l'ambasciata. Mi hanno contattato da Treviso proprio la madre di una ragazza diceva che è stata abbandonata nell'aeroporto, non c'erano, però alla nostra verifica tutto sotto controllo, l'aereo parte, quindi non c'è problema. In un'intervista al Corriere della Sera rilasciata nelle ultime ore, il feltrino Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha confermato come non vi siano relazioni tra le scosse registrate in Italia, Ancona e Campi Flegrei, con quelle del Maghreb. Da Agadir, Abdallah intanto ringrazia la comunità trevigiana che non lo sta lasciando solo, lui ma soprattutto il suo popolo. Anche a Giorgio Pavan in persona, che è il presidente dei territori generali dell'Isra, anche a lui ha espresso la sua solidarietà e mi ha detto: se avete bisogno di qualcosa noi siamo qui. L'ex presidente della solidarietà, Gitti Caldato, sono tanti amici che mi hanno contattato. Dopo queste tragiche immagini ci spostiamo a Cessalto perché si è rinnovata anche quest'anno la messa organizzata dalla parrocchia e dall'associazione Il Melograno a ridosso della A4 per le vittime della strada con la processione della Vergine. La ripercorriamo con le immagini. Anime giovani salite in cielo. Samuele Tommasi, Luciano Zago, Andrea Franzin. Cessalto, nel parcheggio della SME, a poche decine di metri dal guardrail della A4, vengono scanditi uno a uno i nomi delle vittime della strada in questo territorio così duramente colpito dai lutti. Il parroco, Don Mauro Gazzelli, ha ancora una volta chiamato tutti a raccolta, istituzioni, forze dell'ordine, associazioni e soprattutto famiglie e genitori rimasti senza un figlio. Un'urna con i loro nomi, aperta di anno in anno per contenerne purtroppo di nuovi, e un fardello, quello del tratto maledetto dell'autostrada, senza rimedio se non un corretto atteggiamento alla guida. Qui passa tutta Europa in questo tratto della 4, quindi ecco questa continuità, uscire dal casello anche per una preghiera, una supplica. Come mi ha detto Iso Radio l'anno scorso, ognuno deve combattere con le sue armi e io come sacerdote devo proporre le armi della preghiera. È incolmabile il vuoto, almeno tra di noi, con chi rimane, stringerci vicino. Ci può toccare tutti, ecco, questo è quello che è il significato, quindi diciamo che ben vengano queste manifestazioni e bisogna anche comunque che ci diano risorse per poter migliorare soprattutto le infrastrutture in modo tale da evitare queste situazioni così gravi e penose. Anche giovedì c'è stato un incidente importante che ha bloccato completamente il paese, pertanto serve grandissima attenzione. Non so neanche se le infrastrutture, per quanto importanti e per quanto necessarie e stanno arrivando, siano da sole ottimali per risolvere definitivamente questo problema. Neppure la terza corsia, ripete a più riprese anche Don Mauro durante l'omelia, basterà per cancellare questa piaga. La preghiera alla Vergine portata in processione fino a ridosso dell'autostrada e poi i lumini da accendere in chiesa. E infine la poesia che Alessandro Camerin, rimasto per settimane in coma, dedica all'amico Lorenzo Carrer, morto appena 18enne mentre insieme erano in sella allo scooter sulla Triestina a Torre di Mosto nel 2014. Lore, ora ti ricordo, non dimentico, non ti scordo, con rispetto per chi sta soffrendo. Te le cose le raccontavi sorridendo. Se mi stai ascoltando, ti sto solo ripetendo che la tua vita è stato il regalo più stupendo. Ciao Ale.
Ed oggi 10 settembre è la giornata mondiale per la prevenzione dei suicidi. Tra pochissimo ci collegheremo con una rappresentante del telefono amico che ci darà qualche numero e ci racconterà come nel 2023 c'è stato un considerevole aumento delle richieste di aiuto proprio al numero del telefono amico. Ma prima vi facciamo ascoltare delle testimonianze di due mamme raccolte proprio dalla nostra Lina Paronetto ieri a Cessalto. Sono molto provata, però non riesco neanche a parlare. È utile però, signora, essere qua tutti assieme, secondo lei? Sì, è molto utile, ci dà conforto, ci dà forza di andare avanti, però è molto dura. Elisabetta è la mamma di Nicola Baldo, il 34enne di Cessalto investito e ucciso in via Callunga nel tentativo di rincorrere il cagnolino Arci uscito dal cancello di casa. Insieme al marito Danilo e all'altro figlio Marco ha accolto l'invito del parroco Don Mauro Gazzelli di partecipare alla messa per le vittime della strada a ridosso del tratto maledetto della A4. Il dolore per la famiglia Baldo si è da poco rinnovato con l'anniversario della morte di Nicola avvenuta il 1° settembre del 2022. È il primo anno che manca Nico, perciò non riesco. Veramente. Gli occhi coperti dalle lenti scure, lo sguardo fisso, i lineamenti segnati da un dolore indicibile. I volti di chi ha perso un figlio, un fratello, un nipote sulla strada si assomigliano tutti. Diana Corò ha perso il suo tesoro, l'unica figlia, Samantha Renon, studentessa dell'Istituto Sansovino di Oderzo, morta a Salgareda a 16 anni. Ci vuole tanta forza perché bisogna andare avanti, perché la vita continua, ma non è assolutamente facile, perché ogni giorno e ogni cosa ricorda lei, naturalmente. Tante mamme prima di me hanno sofferto la stessa cosa, hanno patito lo stesso tremendo dolore e tutti assieme cerchiamo di andare avanti e farcela. Che ragazza era Samantha, signora? Era una ragazza eccezionale perché era bravissima a scuola. Aveva già preso una borsa di studio e la seconda l'abbiamo ritirata noi a nome suo. E era vivace, solare. Lei era il nostro mondo perché era la nostra figlia unica e purtroppo è così. Adesso io e il marito cerchiamo di andare avanti tutti i giorni e sempre con lei nel cuore, perché sarà sempre così per sempre. E le difficoltà dei genitori, tanti genitori, queste difficoltà chi lavora collabora ovviamente come volontario per il telefono amico evidentemente le conosce. Buongiorno, ben ritrovata Cristina Rigon, grazie per averci raggiunto. Grazie a voi. Allora, oggi è una giornata importante e ogni volta che in qualche modo si celebrano giornate di questo tipo arriva il momento di fare il punto. Il punto è già stato fatto con i dati sia a livello nazionale che a livello regionale delle chiamate, delle richieste di aiuto al telefono amico. Ci può raccontare come sta andando? Diciamo che sta andando non troppo bene purtroppo, perché appunto le rilevazioni già del primo semestre del 2023 registrano circa un 29% in più rispetto a tutti i dati del 2022, quindi ben 3.700 chiamate con contenuto sfondo suicidario sono state ricevute, chiamate, per chiamate intendiamo sia telefonate che chat che mail, ma con contenuto a sfondo suicidario dai volontari appunto della nostra associazione, e in particolare ben il 29% di questi contatti proviene da under 26, quindi da una popolazione estremamente giovane. Ecco, i giovani secondo lei sono aumentati, lei sono anni che rappresenta anche attraverso i nostri canali il telefono amico che ci dà notizie, ci dà aggiornamenti sul vostro lavoro. Le ritiene, le sembra che il numero di giovani che vi contatta sia aumentato rispetto ad una volta? Indubbiamente il numero di giovani è aumentato, probabilmente grazie anche all'istituzione di un nuovo canale che è quello della chat, nuovo ormai, sono 3 anni che per il periodo pandemico, però indubbiamente è un canale che è più affine alle modalità di comunicazione dei ragazzi, e questo ha fatto sì che
anche appunto i dati dei ragazzi siano schizzati su questo canale, su questo e anche sulle mail, perché sono soprattutto ragazze sotto i 25 anni che scrivono in chat e in WhatsApp, quindi indubbiamente sì, è cresciuto. Senta, mantenendo ovviamente la privacy come è d'obbligo fare per chi vi scrive, riesce a darci un po' il tono di qualcuno di questi messaggi, di queste richieste di aiuto, e ci racconta poi che cosa si attiva, qual è la catena che parte quando viene agganciata una persona? Allora, noi come nostro tipo di servizio è un servizio con il quale noi stiamo in ascolto delle persone che ci contattano, quindi non siamo in grado poi, se lei parla di attivazione, di istituire un procedimento, un processo per il quale poi appunto queste persone vengono prese in carico da altre situazioni o da altre istituzioni. Naturalmente noi stiamo con i ragazzi, stiamo con le persone che ci contattano, in particolare con i ragazzi, quello che ci raccontano in questi periodi sono soprattutto legati a problemi legati alla loro identità, alla loro identità nel mondo, che non è solo un'identità di genere, ma anche al fatto di costruirsi un'identità sociale in un momento estremamente critico e pieno di confusione come questo. Ci segnalano che molto spesso le famiglie sono assenti e le istituzioni anche, non si sentono in grado di avere un dialogo costruttivo né con chi dovrebbe in qualche modo dirigerli, dargli una direzione nella vita, quindi le famiglie e appunto la scuola, ma nemmeno con i pari, perché con i pari poi, quindi con i ragazzi della loro età, si realizza anche una specie di competizione, se vogliamo. Anche il mondo oggi è estremamente performante, i social non aiutano sicuramente, perché danno queste immagini perfette, stereotipate di ragazzi perfetti, e quindi diciamo che per loro le difficoltà sono veramente tante. Quindi insomma, Cristina ci sta raccontando che sostanzialmente è il racconto di un disagio. È un disagio molto forte e molto accentuato, e sinceramente non ci aspettavamo che post-Covid, cioè nel periodo del Covid, va bene, insomma, c'erano delle difficoltà e quindi un po' tutti ci si cercava di trovare insomma delle soluzioni, però non ci aspettavamo che il disagio crescesse in questa maniera esponenziale. In più farei anche presente che noi siamo 500 volontari, e quindi molte delle chiamate, molti dei contatti e molte delle chattate le perdiamo, per cui sono anche dati in difetto, non sono dati in eccesso sicuramente. Ecco, allora quindi lei ci sta dicendo che non riuscite a gestire, a stare dietro a tutte le richieste che avete. A questo punto possiamo immaginare di fare anche un appello a chi volesse darvi una mano, aggiungersi alla squadra, come fare? Assolutamente sì, chi desidera appunto donare una parte del proprio tempo per affiancare le persone che si trovano in uno stato di disagio, sono veramente tante, lo può fare scrivendo sul nostro sito www.telefonamico.it e poi verrà ridirezionato su uno dei corsi che annualmente viene erogato in uno dei nostri centri, quindi sia nel Veneto che in tutta Italia chiaramente. Ecco, quindi non servono delle basi specifiche, ma ci sono dei corsi che vengono fatti per chi volesse diventare volontario. Quindi insomma specifichiamo questa cosa, c'è un percorso in qualche modo, i volontari vengono accompagnati. Certo, assolutamente, c'è un percorso di 6 mesi, e quindi non è neanche un percorso brevissimo, però del resto è anche fondamentale per dare insomma quelle che sono le competenze necessarie per poter affrontare anche difficoltà molto impegnative. Appunto, oggi stiamo parlando della giornata di prevenzione del suicidio, può succedere anche, e succede purtroppo, che ci troviamo anche di fronte a ragazzi o a persone che ci contattano e che sono anche in un momento in cui appunto non solo stanno pensando, ma stanno anche agendo il suicidio, quindi è fondamentale essere preparati a questo. Come vi comportate in questi casi? C'è l'allert alle forze dell'ordine? Contattate gli psicologi? Che cosa succede? Allora sì, noi diciamo che se capiamo che c'è un suicidio in atto, e che per suicidio in atto intendiamo che non c'è solo una volontà suicidaria, diciamo, manifestata, che quindi non si vuole realizzare nel momento stesso, ma se ci dicono sono sul binario del treno ed è successo, ovviamente noi cerchiamo, anche perché
insomma, è ovvio che chi ci contatta dicendo ci sono sul binario del treno, in fondo è una richiesta d'aiuto, quindi c'è questa ambivalenza che si crea un po' in queste situazioni in cui la persona non è che desidera morire, non è che veramente vuole morire, ma vuole che la sofferenza cessi e quindi crede che per far cessare la sofferenza l'unica modalità sia appunto quella di togliersi la vita, per cui noi stiamo con la persona, cioè non la spostiamo verso qualcun altro, non gli possiamo dire chiama lo psicologo, chiama qualcun altro, ci sono io in questo momento e ti ascolto e ti accolgo per quello che mi stai dicendo. Naturalmente se poi ci dà le indicazioni o comunque in casi estremamente gravi noi allertiamo anche le forze dell'ordine, certamente. Quindi sostanzialmente ci sta raccontando che molte di queste persone hanno sostanzialmente bisogno di essere ascoltate. Lei ritiene che adesso tra pochi giorni inizierà il nuovo anno scolastico, proprio perché ci sta raccontando che si tratta di tanti giovani. Lei ritiene che questo nuovo inizio possa essere positivo per i tanti ragazzi che appunto hanno bisogno di essere ascoltati? O la scuola sta mancando per certi versi a questa funzione di ascolto dei giovani, secondo lei, in base alla sua esperienza? Vabbè, in base alla mia esperienza io posso dire che quello che appunto i ragazzi ci segnalano sono appunto la mancanza della rete familiare e della rete della scuola, quindi non ipotizzo che se in questi giorni ci stanno raccontando questo, in questi mesi ci stanno raccontando questo, l'inizio della scuola possa provocare dei miglioramenti. Oltretutto stiamo assistendo anche fatti di cronaca molto, molto gravi, quindi anche che riguardano i ragazzi, per cui penso davvero che vada anche un po' forse ripensato, rivisto anche il ruolo educativo nella scuola, proprio la mancanza di valori, di direzioni, di obiettivi che hanno i ragazzi. I ragazzi hanno necessità, noi abbiamo ovviamente anche su Padova la nostra referente, la professoressa Michela Gatta, direttrice dell'Istituto di Neuropsicologia, che ci dice che ci sono ragazzi di 10 anni che arrivano che parlano di suicidio. Ragazzi, scusi, bambini volevo dire, bambini di 10 anni vuol dire che, vabbè, al di là di certe mancanze parentali che possono essere marginali, perché insomma questi sono proprio casi estremi, è necessario proprio rivedere forse la direzione, i valori, i programmi educativi e dare anche degli obiettivi a questi ragazzi, a questi giovani, a questi bambini che si trovano davvero spaesati. La possibilità di fare un piccolo progetto, di raggiungere dei piccoli obiettivi, aiuta a dare anche a dare un ancoraggio ai ragazzi, a fare in modo che loro possano sentirsi parte anche della società. Allo stesso tempo rafforza anche l'identità, perché il poter realizzare qualcosa dà un senso di autoefficacia e di autoidentità, di valore, insomma. Senta, oggi siete in piazza anche a Treviso come volontari, per dire che cosa? Allora, siamo in tutte le piazze del Veneto e noi praticamente non parlarne un suicidio è il nostro hashtag che abbiamo deciso di tenere, significa che proprio la volontà nostra è quella di fare in modo che si possa parlare, che debba essere eliminato questo stigma e questo tabù, perché molto spesso è proprio anche l'accumulo di pensieri negativi e il non poter uscire dall'isolamento perché si teme di parlare del suicidio o della malattia psichica, fanno sì che la persona entri veramente in una fase in cui dopo si incastra e diventa sempre più difficile poterne uscire. In particolare quest'anno abbiamo voluto anche dedicarlo a quelli che sono i fattori protettivi, quindi quello che noi chiediamo alle persone che ci raggiungeranno nei nostri banchetti in tutti i centri del Veneto è proprio di raccontarci cosa fanno loro per stare meglio, una specie di dialogo con la popolazione, con la collettività, perché diventino dei suggerimenti condivisi. Quello che fa star bene a me può non essere ovviamente quello che fa star bene a lei, quindi non so, una passeggiata, una chiacchierata, cose anche molto piccole, perché si parte dalle cose piccole per prendersi cura di se stessi, e nel prendersi cura di se stessi si ha anche la consapevolezza che i problemi possono essere affrontati. Cristina, grazie, è stata chiarissima. Ricordiamo il numero del telefono amico, è scritto accanto a lei, ma le chiedo di ripeterlo per i telespettatori. Allora, il numero è lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24, mentre il numero che vedete dietro di me è il numero della chat, il 324 011 7252, che è attivo anche quello tutti i giorni, ma dalle 18 alle 21.
e poi www.telefonoamico.it anche per diventare volontari. Grazie Cristina Rigon per essere stata con noi, grazie e arrivederci. Grazie a voi e buona giornata. E arrivederci e grazie ovviamente per il lavoro che fate, lei e i volontari che oggi ha rappresentato. Andiamo avanti, inaugurazione a Riese Pio X della nuova ala della scuola elementare dedicata alla mamma di Papa Sarto, un nuovo edificio ma soprattutto un segnale di sostegno alle famiglie e dunque di famiglia noi continuiamo a parlare. Andiamo a vedere questa inaugurazione. Noi siamo passati da 125 nati di media a Riese all'inizio degli anni 2000 a sotto gli 80 negli ultimi 2 o 3 anni, vuol dire più del 40%, e questo è il dato di fatto da cui partire. Numeri di culle vuote a Riese che riflettono la denatalità diffusa nella Marca e nel Veneto. Questo è il dato preoccupante su cui ha invitato a riflettere oggi il sindaco Matteo Guidolin all'inaugurazione della nuova ala della scuola elementare dedicata a Margherita Sanson Sarto, mamma di Pio X. Ed è offrendo strutture come questa, ha sottolineato il sindaco di Riese, che si supporta quel grande dono che sono i figli, ma che sono anche il grande impegno personale ed economico di una coppia. Questa è un'opera che è partita da febbraio 2015, un investimento di oltre 4 milioni di euro per una scuola che potenzialmente può ospitare tutti gli studenti di Riese. Parliamo di 15 nuove aule, 4 laboratori, un'aula di psicomotricità, una mensa molto grande, quindi nuova, moderna, molto luminosa, ha impatto zero da un punto di vista energetico e quindi anche segue il trend della sostenibilità come deve essere, giusto che sia, è una grande soddisfazione. Soddisfazione anche dai passati amministratori che hanno visto a frutto la scelta compiuta oltre 40 anni fa di far acquistare al comune l'intera area dove sorge la scuola. Una inaugurazione che si colloca tra gli eventi di avvicinamento al ritorno a casa delle spoglie mortali di San Pio X. Per noi sarà un momento storico di devozione e anche identitario con l'arrivo del corpo di Papa Pio X. Qui a Riese sarà il 7 ottobre, dal 7 al 15, e questo è uno dei primi appuntamenti del calendario che ci porterà appunto fra un mese, ormai manca meno di un mese, quindi siamo già carichi e un po' in tensione. E la scuola dedicata alla mamma di Papa Sarto è un segnale forte alle famiglie della comunità che oggi hanno partecipato in massa alla cerimonia del taglio del nastro, con un sindaco che prima ha recitato una poesia dialettale per poi emozionarsi visibilmente. Oggi per me è un altro tocco di felicità, sono emozionato, la stessa che auguro a tutti i bambini che dalla prossima settimana e negli anni a venire andranno a vivere gli anni più belli della loro vita dentro questi muri. Grazie e buona giornata. Vi facciamo vedere questa fotografia, è una foto che un giovane minorenne di Borgorico, siamo nel Padovano, ha postato sulla sua pagina Facebook. Oltre a questa ve ne sono diverse altre, diverse le evoluzioni che faceva con il suo motorino tra le strade dell'Alta Padovana, motorino che si vantava di aver truccato sempre utilizzando i social network. È stato fermato dalla polizia locale, ha negato ovviamente il tutto, ma a stanarlo sono state proprio le stesse fotografie che il giovane aveva pubblicato sulla sua pagina social. Il motorino è stato sequestrato e il giovane è stato denunciato. Andiamo avanti perché parliamo di sanità, un intervento record. Siamo a Castelfranco Veneto, un tumore all'intestino, una massa piuttosto grande, intervento record che ha salvato la vita ad una persona. Vi raccontiamo questa storia. 20 ore sotto i ferri per asportare diverse masse tumorali del peritoneo, resecare l'intestino ed effettuare un trattamento chemioterapico locale associato all'ipertermia. Ora, 6 mesi dopo quell'intervento complesso e all'avanguardia, il paziente sta bene, eppure quando era arrivato allo IOB di Castelfranco era considerato senza futuro. La vicenda del marzo scorso ma viene resa nota soltanto oggi. Il 36enne soffriva di una diffusa neoplasia al peritoneo con interessamento dei visceri, situazione clinica considerata difficilmente curabile. Ma l'equipe di chirurgia oncologica delle vie digestive dell'Istituto Oncologico Veneto, diretta da Pierluigi Pilati, ha studiato accuratamente il caso, decidendo per un intervento radicale. Si spalancano le porte della sala operatoria in quella che diventerà un'operazione grande per complessità e durata, con un'ulteriore particolarità. Viene divisa in 2 tempi. Una prima parte di 14 ore e mezza per eradicare il tumore molto esteso e resecare più parti dell'intestino. Poi, dopo una pausa di 2 giorni per consentire al paziente di stabilizzarsi, una seconda parte per altre 5 ore e mezza,
durante la quale si è proceduto ad effettuare la chemioterapia a 42 gradi, in ipertermia. E ora, a distanza di 180 giorni, il paziente che tutti pensavano spacciato sta bene. Ci fermiamo pochi secondi di pubblicità, poi ancora qui in studio per parlare di scuola e non solo. A tra poco. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, ancora ben ritrovati, buona domenica ancora a tutti voi. Siamo partiti con i dati di Marrakech, la notizia che la coppia di trevigiani si sta imbarcando, stanno tornando a casa, siamo riusciti a sentirli, ci sono anche dei padovani, fortunatamente i 400 italiani che si trovavano in Marocco nel momento del terremoto stanno tutti bene, la Farnesina ne ha confermato e si tratta appunto di 400 italiani, i veneti stanno già iniziando a tornare a casa. Poi c'è il tema della scuola, mercoledì riparte l'anno scolastico per medie e superiori, invece i più piccoli sono già partiti e ieri al BHR c'è stato un importante convegno della FISM per raccontare invece com'è la situazione a conti fatti dei più piccoli. Partiamo però da un'altra notizia che arriva dal Ministero, l'indicazione che arriva da presidi a professori e bidelli è quella di evitare gli assembramenti degli alunni. Si parte ancora con notizie legate alla sanità e al Covid. In questi primi giorni di scuola in molte scuole, a chi le chiederà, distribuiremo mascherine utilizzando le tantissime scorte che ci furono date durante la fase critica della pandemia. Stessa cosa avverrà con gel disinfettante, quanto annuncia Mario Rusconi dell'Associazione Nazionale Presidi in relazione alla recrudescenza dei casi Covid che si sta registrando in queste ultime settimane in Italia. L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è consigliato ai docenti ed alunni con fragilità. L'invito di utilizzo non è obbligatorio se non appunto nelle condizioni di fragilità, prosegue Rusconi. Questa è la notizia che arriva dall'Associazione Nazionale Presidi. Noi di scuola iniziamo a parlare con Gloria Sernagiotto, assessore del Comune di Treviso, le politiche scolastiche, politiche giovanili. Buongiorno, buongiorno assessore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, intanto grazie per averci raggiunto di domenica, a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Voi insomma da settimane state gestendo diverse questioni legate alle rette, legate al trasporto e alle mense. Ieri lei era presente al convegno della FISM. Quali sono sostanzialmente le soluzioni che possono essere messe sul piatto in una situazione in cui tantissimi istituti paritari sul territorio si ritrovano a non riuscire a far fronte alle spese per il servizio che danno? Beh, innanzitutto danno un servizio fondamentale, perché ricordiamoci la specificità del Veneto in cui le scuole paritarie ospitano la stragrande maggioranza dei nostri bambini e quindi per noi sono un servizio fondamentale e sarebbe importante che il governo capisse questa specificità veneta e desse degli aiuti, perché noi non possiamo permetterci di perdere le scuole paritarie, perché le scuole pubbliche all'infanzia non sono sufficienti per il numero di bambini che ha bisogno di questo servizio. E ieri sono emerse due criticità importanti. Da un lato che le scuole paritarie sono state escluse dai fondi PNRR, quindi non hanno la possibilità di accedere, ma devono comunque garantire la sicurezza degli edifici e quindi devono intervenire in autonomia da quel punto di vista. E un altro tema che è emerso sono i contributi per i bambini con disabilità, che non sono stati previsti per le scuole paritarie, e su questo si sta lavorando però per sensibilizzare l'ULSS e per sensibilizzare il governo affinché anche i bambini che frequentano le scuole paritarie con disabilità abbiano il contributo, perché non possiamo pensare che le scuole da sole possano far fronte a tutto questo. Allora, fondi PNRR ne abbiamo parlato molto ed evidentemente appunto per l'istruzione, questo tipo di scuola non è stato previsto nulla. Sono state fatte altre scelte. Come mai secondo lei? Perché è una specificità, perché non esistono le scuole paritarie in tutta Italia e quindi si ragiona per scuola pubblica. Ma da anni battagliamo su questo e purtroppo ancora non siamo riusciti a farci ascoltare da tutti i livelli. Però ecco, dal punto di vista dell'attenzione che il Comune ha, che i comuni hanno, è sempre grande. Il Comune di Treviso ha sempre sostenuto fortemente, con grandi investimenti, le scuole paritarie. Stiamo lavorando adesso per il rinnovo della convenzione per il prossimo anno, cercando di garantire lo stesso importo dato l'anno scorso, però i comuni non possono da soli far fronte a tutto, perché sono sempre il primo interlocutore del cittadino, ma le risorse sono limitate e quindi
quindi abbiamo bisogno che anche a altri livelli, partendo dalla regione e allargandoci al governo, ci sia attenzione alla specificità e quindi a aiutare le scuole paritarie che, ripeto, sono fondamentali per garantire il servizio per l'infanzia. A questo proposito vogliamo ricordare, Assessore, quali sono le competenze dei comuni? Insomma, il Comune di Treviso cosa sta gestendo? Per non fare confusione, perché evidentemente l'anno scolastico inizia, ma ci sono delle, come dire, delle classi scolastiche che in realtà sono gestite dal Ministero e quindi i comuni non c'entrano. Vogliamo un po' ricordare come vengono distribuiti i compiti? Allora, noi ci occupiamo di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, mentre le secondarie di secondo grado sono di competenza della provincia. Dal punto di vista dei servizi che gestiamo direttamente noi ci occupiamo della mensa, quindi abbiamo appaltato il servizio mensa, fatto un grande sforzo per mantenere le tariffe per i residenti a Treviso inalterate, quindi una famiglia paga 3,70 € al massimo il buono pasto, a fronte di una spesa che però è di 5,05 € da appalto, quindi la differenza la mette il Comune di Treviso, con anche poi tutta una serie di agevolazioni per disabili, per famiglie in difficoltà, quindi siamo da questo punto di vista il Comune che ha tenuto le tariffe più basse per i residenti. E poi ci occupiamo del trasporto scolastico, però non quello di linea, quindi noi non gestiamo MOM, noi abbiamo appaltato il servizio di trasporto scolastico e quindi andiamo a servire, e anche lì con uno sforzo importante abbiamo mantenuto le tariffe inalterate, ma ricordo che gli adeguamenti Istat ci sono anche per noi e finora siamo riusciti a gestirli autonomamente come Comune e non facendoli ricadere sulle famiglie, però chiaramente non riusciamo a fare tutto da soli. Comunque questi sono i due servizi principali che gestiamo direttamente noi. Ovviamente stiamo parlando di inflazione, i rincari sono stati tanti, in questi giorni ci siamo occupati anche di caro scuola con degli aumenti importanti, soprattutto per quanto riguarda ad esempio la cancelleria, e poi c'è sempre il costo del carburante che continua a pesare, energia e carburante. Assessore, se secondo lei, sulla base insomma, delle questioni che lei sta gestendo, quale potrebbe essere il suo sogno? Cioè, quale potrebbe essere il servizio che potrebbe andare a migliorare questo nuovo anno scolastico per i ragazzi e per le famiglie? Cioè, se lei potesse, avesse dei fondi a disposizione, dove andrebbe ad intervenire? Beh, sicuramente una tematica che è uscita in questi giorni è anche la difficoltà per le famiglie dopo un'estate molto lunga di dover attendere anche che le scuole si assestino con il personale, quindi le prime settimane non partirà subito il tempo integrato perché comunque manca il personale, soprattutto gli insegnanti di sostegno, altra tematica importante da sottolineare perché comunque aumentano i bambini che hanno bisogno del sostegno e le figure degli insegnanti di sostegno sono difficili da reperire e quindi da questo punto di vista mi piacerebbe che anche quando orientiamo i ragazzi al loro percorso formativo e per poi inserirli nel mercato del lavoro facessimo presente loro quali sono le figure che servono in questo momento e quindi dove potrebbero trovare più facilmente lavoro, dove potrebbero essere utili alla comunità. E quindi ci sono tutta una serie di difficoltà. Io leggevo proprio oggi alcuni genitori che dichiaravano per altre 2 settimane non sarò coperto con il tempo pieno della scuola e quindi dovrò prendere ferie. Ecco, i tempi di conciliazione vita e lavoro, dobbiamo lavorare su questo per aiutare le famiglie perché poi ci chiediamo perché i numeri della natalità sono sempre più bassi e il motivo è evidente, sono mamma anch'io e la difficoltà di conciliare il lavoro con la vita di mamma, di moglie, di genitore è molto complicata, quindi mi piacerebbe da un punto di vista di aiuto alle famiglie riuscire a essere più incisivi da questo punto di vista. E poi mi piacerebbe... Quindi lei dice di dare proprio dei servizi veri e propri, come una sorta di prolungamento dell'orario scolastico in termini di post-tempo, piuttosto che rientri, un doposcuola, come dire, offerto dal Comune per le famiglie. Sì, allora, quantomeno garantirlo nella sua interezza. Noi, per esempio, anche da questo punto di vista, il Comune di Treviso, il costo del buono pasto molto basso lo garantisce anche alle famiglie che scelgono il tempo integrato. E questo non sarebbe
dovuto, è una scelta di aiuto, proprio perché tutto è aumentato, però è anche vero che le famiglie lavorano, proprio perché tutto aumenta, lavorano entrambi i genitori e quindi non ci sono aiuti. Parlando di welfare, mi viene in mente un suo post molto bello fatto pensando ai centri estivi e ai tanti ragazzi volontari che sono stati accanto a questi ragazzini mentre evidentemente i genitori lavoravano, l'importanza dei centri estivi che insomma comunque sono costosi e anche voi avete cercato di contenere questa spesa che è una spesa settimanale. Certo, allora noi abbiamo garantito da un lato dei prezzi calmierati istituendo l'albo degli enti gestori che quindi per iscriversi dovevano rispettare una serie di canoni tra cui il mantenere il massimo prezzo a 110 euro alla settimana. Dall'altro lato garantendo anche contributi alle famiglie e quindi abbiamo cercato di garantire un servizio e anche che fosse a dei prezzi che potessero insomma essere sostenuti dalle famiglie e io ho voluto, lo faccio anche pubblicamente oggi, ringraziare tutti gli operatori, i volontari, i ragazzi. Io sono stata l'ultima settimana, proprio la settimana scorsa in uno dei pochi centri estivi che ancora era funzionante, perché sappiamo bene che la settimana prima dell'inizio della scuola è complicata perché molti centri estivi si svolgono nelle scuole e le scuole devono prepararsi per l'inizio dell'anno scolastico, quindi si riduce l'offerta, ma c'era ancora chi era attivo e sono andata a salutare i ragazzi e a ringraziarli per il servizio svolto perché veramente è un aiuto fondamentale e noi dobbiamo anche da questo punto di vista continuare a essere vicini alle famiglie perché, ripeto, l'estate è molto lunga. Le politiche per i ragazzi, cosa c'è per i giovani a Treviso? Allora, su questo stiamo lavorando tanto. Io ho la delega anche alle politiche giovanili e alle politiche educative e si innesta molto nella scuola perché è lì dove riusciamo a intercettare i ragazzi e essere incisivi nelle politiche che rivolgiamo a loro. Mi piacerebbe riuscire a far emergere tutta una fetta di giovani silenziosi, che sono però la stragrande maggioranza e che si impegnano nella scuola, nello sport, nell'associazionismo, nel volontariato, ma non fanno rumore. E invece fanno rumore le baby gang, fanno rumore i giovani annoiati, i giovani che non rispettano le istituzioni, che non rispettano le forze di polizia. Ecco, vorrei invertire il trend e in questo mi piacerebbe che mi aiutasse anche la carta stampata, i giornali, le televisioni, per far emergere quello che c'è di buono nei nostri ragazzi che, credetemi, girando per il territorio in questi pochi mesi che insomma ho assunto questo ruolo, l'ho già visto, ce n'è tanta di bella gioventù e dobbiamo valorizzarla. Immagino che lei faccia anche riferimento, poi tra l'altro abbiamo aperto questa edizione del telegiornale con l'ennesima notizia che riguarda il quadrante di via Fiumicelli, piazza Borsa, con questo ragazzino che è entrato al supermercato con una pistola a giocattolo. Sono episodi che fanno rumore, quel quadrante peraltro è attenzionato, più di così, voglio dire, ci sono pattuglie della polizia locale praticamente tutti i weekend e questo fenomeno dei ragazzi che arrivano in città e entrano al supermercato, acquistano alcolici o comunque stazionano in quel quadrante, piuttosto che ricorderà, no, le lunghe marce dalla stazione di questi ragazzi che si trovavano per creare delle esperienze e poi pubblicarle sui loro social network. Ecco, che cosa ne è stato di quegli episodi? Come li state elaborando anche voi come amministrazione comunale? Allora, io purtroppo la realtà la conosco molto bene perché abito in quella zona e quindi li vedo quotidianamente e anche ieri pomeriggio ho voluto fare una passeggiata per vedere com'era la situazione. Devo dire che ieri la città era completamente controllata, c'era un dispiegamento di forze dell'ordine importante, però non vorrei che dovessimo sempre arrivare alla parte repressiva, vorrei capire come possiamo prevenire questo e quindi con gli educatori del progetto Giovani ho proprio chiesto qualche settimana fa di iniziare a pensare a delle progettualità per andare a intercettare i ragazzi e andare proprio lì, nel quadrante. Ora stiamo valutando quale può essere la modalità migliore per intercettarli e provare a coinvolgerli in progetti diversi, perché anche l'uso dei social network, purtroppo quel tipo di ragazzi fa questi episodi convinti che questo aumentino i follower, aumenti l'apprezzamento, motivo per cui vorrei invertire il trend e cercare invece di valorizzare le cose più belle. Intende nello specifico anche in quel quadrante provare a immaginare delle attività? Sì. Su quello proprio stiamo lavorando, appena avremo individuato la modalità migliore, ma io spero e credo nel più breve tempo possibile, anche perché adesso ricomincia la scuola.
e con l'inizio della scuola purtroppo quel quadrante tornerà a essere ben affollato, l'ho visto già ieri, insomma, che rispetto all'estate che magari si era un po' allontanata la frequentazione, siamo già ritornati a... Lei pensa che il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza è stato, se non sbaglio, nemmeno un mese fa, da lì c'è stato questo potenziamento di controlli con la pattuglia della polizia locale, è stato un deterrente buono, cioè ha visto la differenza? Allora, diciamo che la presenza limita o comunque spegne sul nascere episodi violenti, questi ragazzi, io mi accorgo, non sanno più stare insieme, no? Quindi basta un piccolo commento, uno sguardo sbagliato e parte subito la rissa. A me la cosa che più ha fatto male di quello che ho visto succedere lì negli ultime settimane, negli ultimi mesi, è stato l'accerchiamento alle forze di polizia. Ecco, io credo che dobbiamo insegnare ai ragazzi il rispetto, ed è il motivo per cui il rispetto che vale per la donna, e quindi parliamo della violenza di genere, il rispetto che vale per il compagno, per l'insegnante, perché anche dentro la scuola ci sono episodi di mancanza di rispetto delle figure di riferimento e il rispetto delle istituzioni, e quindi avvierò tanti progetti di educazione civica nelle scuole, perché mi piacerebbe che i ragazzi tornassero a capire che c'è una gerarchia, una scala di valori importante e che bisogna avere rispetto prima di tutto delle forze dell'ordine e delle istituzioni. Quindi lei dice che il comune può giocare un ruolo in questa partita? Deve giocare un ruolo, però non possiamo essere soli, e io spingo tanto in queste settimane in cui sto incontrando i dirigenti nell'alleanza scuola, istituzioni, e però ho bisogno delle famiglie, quindi dobbiamo dare messaggi uniformi e andare nella stessa direzione, perché così siamo molto più incisivi nei nostri ragazzi, e quindi mi immagino una forte alleanza educativa in cui gli attori siano la famiglia, il comune, le scuole, e al centro ci siano i nostri giovani. Senta, come progetto giovani tornerà ad aprire lo spazio, quello diciamo di stanza vicino alle mura, zona ex pattinodromo? È sempre stato aperto, a parte una piccolissima pausa estiva, perché anche gli educatori avevano bisogno di ricaricare le energie, ma abbiamo fatto già tantissime attività con i ragazzi, laboratori, abbiamo fatto proprio il fine settimana scorso il Trevi Blues, che è stato un grandissimo successo, un festival del blues organizzato completamente dai giovani, e la piazza di Treviso era bella piena di gente, e quindi stiamo avviando poi tutta una serie di progettualità che faremo anche dentro alle scuole superiori, perché comunque è lì che possiamo intervenire in maniera importante. Tra l'altro abbiamo le sale prove anche per le giovani band, quindi anche lì io devo spingere perché i ragazzi sappiano tutte le opportunità che ci sono nel territorio, e quindi invece che stazionare in Piazza Borsa annoiati e divertendosi con le pistole giocattolo, mi piacerebbe che si rendessero conto di quanto la città offre per loro. Quindi un settembre, insomma, che parte carico, se possiamo dire, no? La vedo piuttosto determinata su questo. Quindi inizia l'anno scolastico e anche il comune, insomma, tirerà fuori, giocherà le sue carte migliori per agganciare questi giovani, di cui peraltro stiamo parlando tantissimo. Prima di lei avevamo come ospite il telefono amico con i dati delle chiamate, dei contatti. Oggi è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Assessore, in ultima battuta, prima di lasciarla, mi conceda, poi vediamo se lo possiamo fare, una battuta come Fratelli d'Italia, se si può, il partito attualmente al governo. Volevo chiederle un commento. In questi giorni stiamo raccontando una sorta di diaspora dei tanti politici, dalla Lega a Forza Italia, il partito di Tosi. Come ci può raccontare questa alleanza del centrodestra? Ci sono diversi movimenti, Fratelli d'Italia è saldo sui suoi principi e diciamo su il proprio esercito. Come commenta un po' questi passaggi invece all'interno dei partiti che formano gli alleati di governo? Chiaramente non entro nelle dinamiche degli altri, per cui mi limito a dire che il nostro partito è fortemente il primo partito in questo momento a livello nazionale. I sondaggi ci continuano a dire che stiamo lavorando nella direzione giusta, ci stiamo preparando al prossimo anno, in cui oltre alle elezioni europee, che saranno un grande banco di prova per noi, abbiamo anche tantissimi comuni che vanno al voto, e quindi per noi vuol dire riuscire ad allargare la platea di amministratori locali.
E per quanto riguarda questo fuggi che si legge dai giornali dalla Lega a Forza Italia, io francamente non entro nelle dinamiche degli altri. La cosa importante è che l'alleanza sia salda e che quindi queste cose non vadano a minare l'alleanza, perché sappiamo che gli elettori ci vogliono uniti, lo hanno dimostrato in tutte le occasioni in cui siamo andati divisi, ci hanno condannato, e quindi dobbiamo stare insieme, insieme siamo al governo, insieme siamo in regione, insieme siamo a Treviso e tutto sta funzionando bene, per cui spero che questi movimenti non vadano a impattare sull'alleanza, che deve rimanere solida. Quindi diciamo sono assestamenti che ci possono essere magari anche, come dire, per questioni personali a volte, ma di fatto l'alleanza è compatta e così lo sarà, evidentemente anche per le regionali. Grazie anche per averci concesso questa divagazione politica in questa sede. L'avevamo contattata per parlare di scuola e così è stato. Si parte a settembre dunque con diverse cartucce. Grazie a Gloria Sernagiotto per essere stata Grazie, mi permetta di augurare un buon inizio di anno scolastico a tutti. Grazie Assessore, grazie. Allora noi andiamo avanti e questa volta invece ci spostiamo nel Bellunese per raccontarvi insieme a Stefano Bozzi e Fabio Fioravanzi il mondo delle regole. Vedo già i colleghi in collegamento e allora diamo subito la linea. Buongiorno. Grazie della linea, benvenuti a Chies dal Pago con Carlos Zanon, che è il presidente di una delle regole che ci sono al Pago, giusto? Giusto, in Alpago ci sono 7 regole, 6 in comune di Chies dal Pago. Questa è la regola del Monte Salatis. Vogliamo un po' raccontarvi cosa sono le regole in questi minuti che abbiamo a disposizione e lo facciamo io, Stefano che sta facendo le riprese, in compagnia alle nostre spalle, poi Stefano ve le farà vedere, di un bellissimo gregge di pecore, che penso siano pecore alpagotte, immagino che è una pecora che si lavora per tutelarla, come quella di Lamont, perché è una specie indigena di cui ci sono pochi allevamenti, di cui si mangia la carne dell'agnello, si cerca anche di valorizzare questa carne. E poi lo chiedo a Stefano, siamo in un posto poi che ha raccontato il presidente Zaia, dove sono stati collocati degli animali che invece non sono indigeni e sono dalla parte opposta, che sono quegli yak su quell'altra collina, che poi sono diventati fra l'altro anche fonte di turismo e di interesse, perché è un animale che non si vede così spesso, non si vedono spesso neanche le pecore, ma lo yak ancora meno. Però la domanda è, siccome siamo tutti un pochino ignoranti, ammettiamolo, spieghiamo cosa sono le regole, perché lei mi diceva che nemmeno qua poi la gente sa cos'è una regola. Sì, allora spiegarlo in poco tempo è difficile. La regola è una comunità chiusa, quindi fatta di determinate famiglie che nel corso dei secoli sono divenute proprietarie insieme in maniera indivisa di un territorio ben specifico, con dei confini. Il territorio che vedete qui ha 2 malghe, ha dei boschi, ha delle montagne. Per esempio, la vostra regola quanto territorio ha? La regola del Monte Salatis ha un'estensione di 750 ettari, tra cui bosco di faggio, montagne e malghe. Lei spiega che nella malga che si trova qui, non so se poi sia un po' contro luce, se Stefano riesce a inquadrarla, avete fatto grossi investimenti per esempio? Sì, allora l'obiettivo principale della regola è mantenere e migliorare il proprio patrimonio, quindi immobili, malghe e territorio. L'attività fondamentale del malgaro è gestire la malga e curarla. Ovviamente il malgaro ha bisogno di uno spazio per dormire, per vivere. E voi avete investimenti immobiliari anche, quindi per migliorare? Noi abbiamo questi immobili e quindi per renderli fruibili e utilizzabili abbiamo investito in 10 anni 350.000 euro come regola. Ora, grazie comunque alla collaborazione che dura dal 2009 con questa azienda, andremo avanti per altri 11 anni, 15 per la precisione, dove loro si sono impegnati di fare altri investimenti per creare comunque attività lavorative. Lei parlava del territorio, la tutela del territorio, voi reinvestite, non ci sono guadagni. Esatto, la regola non ha, i regolieri non hanno dei guadagni, non c'è un dividendo a fine anno. Tutto quello che la regola incamera sotto forma di vendita a legname, affitti. Ecco, perché fra l'altro appunto nella tutela del territorio c'è proprio l'utilizzo del legname. Certo, noi come regola, come le altre regole, abbiamo un piano di gestione dei boschi che segue, oltretutto siamo certificati PFC, che è una certificazione ambientale che ci permette di utilizzare il bosco con determinati criteri
I lotti di bosco vengono assegnati a delle aziende locali che pagano la legna. Visto che parliamo di legna, noi tante volte abbiamo parlato nei nostri telegiornali del bostrico. Ecco, noi siamo in una zona fortunata, il bostrico attacca le conifere, noi qui non ne abbiamo, quindi ne abbiamo pochissime e qui è il legno di faggio che fa da padrona, qui abbiamo faggi secolari e comunque un faggio che si chiama bosco ceduo, che ha un tipo di gestione molto complessa e curata, è come un piccolo giardino, un grande giardino, non un piccolo giardino. Da questo legno noi traiamo un'economia piccola, ma comunque un'economia, traiamo un'economia dagli affitti e quello che noi percepiamo dobbiamo reinvestirlo in investimenti. Le regole, magari senza offesa, io conoscevo quelle di Cortina d'Ampezzo, hanno questo meccanismo ovunque? Allora, le regole si chiamano regole qui in Veneto. Esistono... Poi me lo dice, per lo so già, ma in Veneto le regole funzionano tutte in questa maniera? Le regole in Veneto funzionano tutte in questa maniera. Chi con dei meccanismi, chi con altri meccanismi, ma il concetto è questo. Una proprietà di tutti, di una comunità ristretta, i proventi si reinvestono nel territorio. E poi mi dicevo, questo è divertente, abbiamo anche telespettatori del Friuli, i nomi cambiano invece andando in Emilia, andando in Friuli. In tutta Italia esistono, in Emilia-Romagna si chiamano partecipanze agrarie, in Friuli vicinie o anche regole, in Trentino esistono la magnifica comunità IFM, esistono realtà in tutta Italia, in alcune zone queste realtà sono un po' sopite, addormentate, ma esistono perché hanno permesso alla popolazione... Qui dove siamo in Alpago, queste regole quanti secoli hanno? Allora, la regola più antica è la regola di Funes, Pedol e famiglie Munaro di Molini, che ha un atto notarile dove questa comunità ha acquistato dei terreni nel 1282. Detto questo, per un povero straniero quale sono io, entrare in una regola, è possibile? Purtroppo dovrò deluderla in questo. La regola è una comunità chiusa, quindi noi siamo eredi di famiglie che hanno dato origine a questa comunità e quindi noi solo siamo i proprietari di questi territori e con la nostra responsabilità li portiamo a chi verrà dopo di noi, a mio figlio, ai miei figli, ai figli dei miei figli, perché il principio è quello di mantenere questo bene che comunque nei secoli ha permesso a queste comunità di vivere e sopravvivere a guerre, a malattie, alla povertà, grazie alla condivisione, grazie alla condivisione di una proprietà di tutti. Presidente, grazie. Allora, se ho ben capito, regolieri si nasce ma non si diventa. Molto difficile. Molto difficile. Difficile non è impossibile, non è impossibile, ci sono dei modi per diventare regolieri, anche il nostro statuto lo prevede. Lei deve venire qua, risiedere per almeno 40 anni. Ah vabbè, allora si può. Certo, però c'è uno screening, lei fa la domanda, l'assemblea... Il problema è l'età, centenario è un po' complicato. Grazie per la linea. Allora, speriamo di avervi interessato raccontando cosa sono le regole, con l'invito poi a questi territori di venire a scoprire. Grazie. Grazie a Fabio Fioravanti e Stefano Bozzi che insomma di fatto ci hanno fatto sognare in questa domenica con questi bei paesaggi. Il prossimo argomento di cui ci occuperemo, la genitorialità, e poi torneremo a parlare di scuole con Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari. Buongiorno. Buongiorno. Adriano, grazie per averci raggiunto. Ilari Padovan, psicologa perinatal. Buongiorno Ilari. Buongiorno. Allora, pochi secondi, pochissimi di pubblicità e poi qui come sempre in diretta su Antenna 3. Vi aspetto. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, ancora buongiorno, buona domenica, ben ritrovati. Siamo partiti con i dati sul terremoto in Marocco, a Marrakech, con il contatto che abbiamo allacciato con Abdallah Khazraji, simbolo dell'integrazione trevigiana. La notizia che vi stiamo dando è quella che c'è una coppia di trevigiani che sta partendo per tornare in Italia e i 400 italiani che ancora si trovano in Marocco stanno tutti bene fortunatamente. Invece purtroppo il numero delle vittime è ancora salito, siamo a 2000 vittime
vittime e nella notte c'è stata una nuova scossa di terremoto 4.5 della scala Richter. Torniamo ora a parlare di scuola, a parlare di ragazzi, prima con l'assessore Sernagiotto. Il Comune ha lanciato una sfida dicendo: da settembre partiamo per riportare politiche educative efficaci ai nostri giovani. Sono state tante le notizie, avete sentito che vi abbiamo dato, legate ad esempio al quadrante di Piazza Borsa, di via Fiumicelli, con tanti episodi di disordine, e ad oggi sono diversi i presidi della polizia proprio per evitare che episodi come questi possano ripresentarsi. Adriano Bordignon, possiamo parlare di giovani con lei e di famiglie sotto tanti punti di vista, ma vorrei partire dal nuovo anno scolastico. Mercoledì si riparte con la scuola, con famiglie che rischiano di avere i conti in rosso perché i rincari sono stati tanti. La scuola continua ad essere però un'agenzia educativa importante. In che cosa dovremmo migliorare però? Noi abbiamo bisogno di una scuola che accetti la sfida di vivere i nostri giorni e quindi di fronte alle grandi complessità che affrontiamo metta in campo, secondo me, due atteggiamenti. Uno è l'atteggiamento dell'arciere prudente, che quando l'ostacolo, quando l'obiettivo sembra difficile e lontano, alza la mira e prende tempo. Noi quindi non dobbiamo abbassare l'asticella con i nostri ragazzi, con i nostri giovani, ma dobbiamo stimolarli con percorsi in cui diventino sempre più protagonisti, capaci di far fronte alle complessità dell'oggi. E per far questo non dobbiamo avere una idea di risolvere tutto oggi, ma di cominciare a lavorare su lunghi periodi, su grandi prospettive, su grandi cambiamenti. L'idea di, sono stato in Palestina qualche anno fa, è l'idea di piantare i datteri, non per mangiarli subito, non per avere subito un esito, un frutto, ma si tratta di lavorare a fondo. E per fare questo serve una grande alleanza tra genitori, scuola e ragazzi, e soprattutto con insegnanti e genitori che si mettono a servizio di questi studenti perché possono dare il meglio di sé. Senta, lei è presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari. Che cosa chiedono le famiglie oggi? Allora, in questi giorni, in queste settimane abbiamo denunciato a più livelli come il costo per l'accesso alla scuola diventi sempre più oneroso e impattante sulle famiglie. A redditi pressoché stabili, a costi obbligati crescenti, sono i costi per l'affitto, per il mutuo, per l'elettricità, per il carrello spesa, abbiamo anche un aumento estremamente significativo anche per il costo della scuola. L'ultima proposta che abbiamo fatto la settimana scorsa assieme all'Associazione Librai Italiani ed ad altre categorie di consumatori è richiedere che tutte le spese per l'acquisto di materiali cartolibrari possa essere detratta nelle dichiarazioni dei redditi e che l'ammontare delle risorse per le famiglie ingenti per l'acquisto appunto di libri e materiali didattici possa essere incrementato in modo significativo e possa arrivare alle regioni in modo tempestivo, perché i genitori hanno bisogno di queste risorse non a febbraio-marzo dell'anno prossimo, ma a settembre, oggi. Anche perché se ci pensate, no? Allora i libri, il materiale scolastico, in qualche modo c'è una contribuzione finché i ragazzi sono alle elementari. Poi quando si inizia a crescere, di punto in bianco questa contribuzione sparisce e oggi la Cancelleria ha segnato un più 6% a livello di costi. Quindi stiamo parlando di circa 600 euro a famiglia per poter mandare un ragazzo a scuola. Sì. E poi c'è il trasporto. E poi ci sono i trasporti, sono arrivate tantissime mail in questi giorni per i trasporti demo con gli autobus che hanno dei prezzi molto elevati, non ci sono abbonamenti per gli studenti per le linee dei treni e questa è una carenza significativa rispetto ad altri territori, ma ci ritroviamo di fronte a un diritto che è anche un dovere, un diritto degli studenti, quello dello studio, ma un dovere quello dei genitori di mandarli a scuola, che fa acqua da tutte le parti, perché molto spesso non siamo messi nelle condizioni di esercitare questo diritto-dovere, che peraltro, ricordo, anche è un grande investimento. Noi abbiamo bisogno di nuove generazioni che, oltre a essere competenti dal punto di vista tecnologico, linguistico, eccetera, eccetera, siano capaci di stare al mondo in modo adeguato. Quindi anche l'aspetto educativo, il mondo della scuola può dare un contributo straordinario. Senta, vorrei fare con lei un passaggio, perché prima con l'assessore Sernagiotto abbiamo parlato del quadrante di Piazza Borsa, adesso lei ha toccato il tema educativo, no? L'assessore ha detto come comune noi proviamo a mettere in campo le armi che abbiamo, faremo partire dei corsi di educazione civica all'interno delle scuole. Cosa servirebbe ancora secondo lei?
Io penso che questa sia una buona idea, l'aspetto di tenere in sicurezza è certamente la base, però l'aspetto educativo è quello che va a cambiare la vita delle persone e su questo non bisogna deludersi se non si hanno degli effetti immediati, però per cercare di cambiare qualcosa non basta che il comune metta in campo qualcosa, non basta che la scuola faccia altrettanto, serve un coordinamento che coinvolga anche il terzo settore, che coinvolga anche i genitori. Io penso che possa anche trovarsi il modo di coinvolgere i commercianti del territorio per essere dei punti di riferimento, dei punti di accoglienza qualora ci siano dei ragazzi in difficoltà, capaci di segnalare quando ci sono delle complessità. Insomma, è una città che va vissuta e non va utilizzata da parte di tutti. Quindi lei dice facciamo rete, coinvolgiamo anche i commercianti, quindi ad esempio tutti quelli del quadrante, no? Lì di Piazza Borsa. Sì, indubbiamente questa può essere un'opportunità, sia per dare loro strumenti per stare di fronte a queste novità, a queste complessità, ma anche per contribuire qualora ci siano delle ragazze e dei ragazzi che vivono un momento complesso in situazioni insomma, critiche in quel territorio. Allora, restiamo sul tema della rete, poi torno da lei perché ieri c'è stato l'incontro diciamo, le scuole paritarie della provincia di Treviso al BHR, sono stati lanciati dei numeri importanti che vanno a raccontare di quanto siano in sofferenza oggi le scuole paritarie. Di fatto il PNRR per questo tipo di scuole non ha messo €1, però resto sul tema rete per passare la parola a Ilari Padovan, psicologa perinatale. Ilari, lei ci può raccontare come il consultorio familiare sta cercando di far fare rete ai genitori che sono diventati tali, lo dovranno diventare o lo sono appena diventati. Come? Esatto, facciamo un salto indietro nel tempo in realtà rispetto all'ambito scolastico perché parliamo di genitori in divenire, no? Parliamo di percorsi di accompagnamento alla nascita e alla genitorialità e quindi ci concentriamo su una coppia genitoriale che sta facendo i primi passi, muovendo i primi passi verso le loro poi competenze genitoriali da spendere nel futuro. Noi come consultorio familiare Centro della Famiglia in questi anni ci siamo dati degli obiettivi molto chiari che riguardano proprio il prendere per mano queste coppie per accompagnarle in questo viaggio, in questo percorso a tappe fin dal momento del concepimento. Quindi prima ancora che questi bimbi ci siano realmente ci si propone di avere davanti la coppia di genitori, la coppia coniugale e far sì che non ci siano solo le mamme di fronte a questo viaggio, a questo cambiamento e far sì che non ci si prepari solo al parto ma anche e soprattutto al diventare genitori. E per far questo abbiamo questo percorso di accompagnamento alla nascita e alla genitorialità che li coinvolge fin dai primi mesi della gravidanza sotto vari aspetti, quindi non soltanto quelli pratici legati al partorire ma anche e soprattutto quelli legati al cambiamento che stanno vivendo. L'obiettivo è quello di far sì che queste famiglie possano fare rete fin da subito, possano conoscersi a fondo e diventare supporto reciproco anche nei mesi del postparto che sono, sappiamo, i più delicati per una coppia. Quindi che differenza c'è rispetto ad un corso preparto, ad esempio? Ma diciamo che è un percorso che va a co-costruirsi assieme ai partecipanti, quindi attraverso i bisogni dei partecipanti che vengono proprio espressi durante il primo incontro, noi andiamo a costruire assieme a loro quelle che possono essere le risposte di cui hanno bisogno, quindi il focus viene dato non soltanto dai professionisti, ostetrica, psicologi, psicoterapeuti, ma anche dalle domande stesse di chi partecipa. E questa è una risorsa perché ogni percorso assume caratteristiche diverse in base a chi partecipa, a chi prende parte a questo. E la figura del papà è a mio avviso l'altra grande differenza perché non è un ospite, non viene considerato un ospite da coinvolgere a qualche incontro ma viene coinvolto a tutti gli incontri al pari della mamma, quindi di fronte a noi non c'è soltanto il bambino, l'attenzione al nascituro ma mi viene da dire c'è l'attenzione appunto alla coppia. Mi viene in mente, passo un attimo alla palla Bordignon, il tema del congedo parentale sul quale diversi governi hanno disquisito per
per cercare di dare qualche giorno, come dire, di pausa per poter stare accanto al nascituro anche ai papà a giorni dal lavoro, nel famoso congedo. Non si è ancora riusciti a, come dire, parificare, cioè a dare davvero la stessa dignità al papà e alla mamma. Le faccio una domanda un po' da politico, se mi permette. Sì, questo è un tema che l'Italia sta cercando di affrontare a poco, arrancando. Parità difficile da raggiungere. È una parità assolutamente complessa da raggiungere. Allora, il quadro legislativo ha fatto dei piccoli passi in avanti e non affatto sufficienti e che ci tengono ancora lontani dal livello europeo. Resta ancora una forte difficoltà per i liberi professionisti perché vivono delle complessità in questo senso assolutamente più significative, però c'è un fatto culturale che impatta notevolmente. Ancora oggi per un padre chiedere il congedo parentale non è visto come una cosa estremamente positiva, un padre si sente anche in complessità a chiederlo, in difficoltà. Peraltro sappiamo che non è una retribuzione piena e sappiamo che mediamente purtroppo il mondo maschile ha delle retribuzioni più elevate mediamente rispetto a quelle femminili e quindi troppe volte le famiglie sono costrette a dover scegliere e scelgono la retribuzione meno importante. Governi sia di destra che di sinistra peraltro, no? Nessuno è riuscito a fare il grande salto. No. Non ci siamo, vedremo se con questa finanziaria verranno portate delle novità in questo senso. È indubbio che il tema della conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia e della condivisione dei tempi di cura all'interno della famiglia, dei piccoli, dei fragili e degli anziani, sono due nodi economici e culturali che impattano in modo estremamente significativo sull'organizzazione della vita e anche sulla natalità. Per i quali continuiamo a essere fanalino di coda, insomma, in Europa, per le politiche di welfare in questo senso. Allora, il corso prima che nasca il bambino, ma anche il dopo, no? Il dopo forse è la fase più difficile, Ilari ce lo conferma, anche insomma, per ritrovare un equilibrio all'interno della coppia. Sì, assolutamente. Il dopo è sicuramente la fase più delicata, mi viene da dire, più complessa, ha tantissime caratteristiche che purtroppo si scoprono solo vivendole e quindi in qualche modo attraverso il percorso di accompagnamento alla nascita noi vogliamo creare i cuscinetti attorno a questa coppia genitoriale affinché possa subire, anzi attraversare il cambiamento nel miglior modo possibile. I servizi poi che proponiamo nel postparto vanno ad aiutare ulteriormente questo obiettivo, quindi il fatto che si possano incontrare le mamme nel postparto e non vengano lasciate sole a se stesse, sia per parlare di tematiche come l'allattamento, come le ricadute dell'evento parto sulle settimane successive a questo, ma anche per confrontarsi, per avere un supporto reciproco, quindi per essere sostegno reciproco. Non da meno il coinvolgimento anche dei nonni, perché sappiamo che la rete deve essere fatta non solo all'interno della famiglia nucleare, ma anche nella famiglia allargata, quindi ci sono dei percorsi che coinvolgono i nonni nel tentativo di spiegare loro cosa significa attraversare questo cambiamento per la coppia che magari si trova addirittura al primo figlio. Quindi essere genitori oggi, essere genitori, iniziare ad esserlo e poi essere genitori e ritrovarsi a gestire l'approccio del proprio figlio con i social network, l'approccio del proprio figlio con la società, con la scelta, ad esempio l'approdo al mondo del lavoro, la scelta delle scuole. Che cosa manca forse per poter essere accompagnati adeguatamente? Glielo chiedo dal suo punto di vista privilegiato all'interno delle famiglie e nel contesto in cui ci troviamo. Io penso che la dottoressa Padovan ha fatto una sottolineatura importante o che io ho colto in questo senso. Il tema di essere genitori oggi non è un fatto meramente personale, non è un'organizzazione e un costo personale della famiglia o della coppia. Oggi, quando si parla di un figlio, in realtà dovrebbe essere sempre stato così, si tratta di fare un investimento su un bene e su una scelta che è certamente intima e individuale, una scelta d'amore, ma è un bene comune. E allora, lo dico così, alle famiglie che cercano e vogliono avere i figli dovremmo stendere tappeti rossi, dire siamo al vostro fianco, fate una cosa importante e significativa.
e trovare il modo di essere vicini a queste famiglie in un modo sussidiario, di prossimità, dando competenze per affrontare la vita, non cercando di spianare i problemi, perché possono far fronte alle complessità della vita, quindi la scelta di avere un figlio, le complessità ad averlo, perché tante volte capita che un figlio desiderato non arriva, i costi, la scelta della scuola, i costi dei libri, lo sport, un'attività altrettanto importante che troppo spesso è relegata al tempo libero, ma è una questione di salute pubblica, di relazioni, di costruzione di civismo, e lo stesso poi il tema delle scuole superiori, il tema delle università e l'inserimento nel mondo del lavoro. Ecco, anche in questo campo ricordiamoci che i figli restano figli finché diventano grandi e noi dobbiamo fare in modo che diventino protagonisti della loro vita molto prima. Ricordo che il 65% dei giovani tra i 17 e i 34 anni vive ancora in famiglia in Italia. Noi dobbiamo stimolarli a diventare protagonisti della loro vita, a desatelizzarsi molto prima, ma perché li amiamo, perché pensiamo che possono contribuire al bene di questo Paese. E allora servirebbero anche delle politiche, per esempio, per concedere appartamenti con affitti calmierati, ad esempio alle giovani coppie. Quali sono gli ostacoli che oggi impediscono ai giovani di emanciparsi? Il tema dell'abitare per i giovani è un nodo centrale. Nei mesi scorsi, poi adesso è sparito dai radar, è uscito molto il tema degli alloggi per gli studenti universitari. Noi notiamo che c'è una sorta di trappola per i giovani universitari. Tante volte vanno a studiare fuori, cominciano a sperimentare l'autonomia, la responsabilità, come gestire un bilancio e poi a un certo punto finisce l'università e si ritrovano a casa. Questo in alcuni casi diventa una trappola che impedisce loro di lanciarsi nella vita, di diventare protagonisti. Ci sono delle complessità a livello economico, trovare un appartamento in affitto nel nostro territorio veneto è complicato, è difficile, i prezzi sono alti, ma fanno anche fatica a concederlo. Ci sono delle complessità legate al mondo del lavoro perché un lavoro stabile arriva molto tardi. Tante volte siamo anche noi genitori che col nostro eccessivo amore o mala interpretazione dell'amore li soffochiamo e li teniamo sotto una campana di vetro invece che lanciarli e permettere che diventino protagonisti. Quindi è un complesso di situazioni che sembra da un lato proteggere i giovani ma li rende inabili alla complessità enorme che stanno vivendo. E tanti di questi li perdiamo anche perché molti universitari, molti studenti lasciano il territorio e vanno da altre parti dopo essere cresciuti e devono lasciare il loro paese. Perché continua a essere una narrazione italiana questa, no? Dei giovani che restano? Perché sono problemi che esistono solo in Italia? O perché non c'è una politica? È un fenomeno politico e culturale ed economico, sono questioni che si alimentano le une con le altre. Il tema della denatalità sappiamo che non riguarda solo l'Italia, ma in Italia è molto più grave. A questo si accompagnano alcuni fenomeni che sono lo spopolamento delle aree montane ed interne, quindi politiche perché le famiglie possano restare in un piccolo comune, che ci siano i trasporti, ci siano le scuole, servono, o penso anche al sud. E poi appunto noi abbiamo questo spread enorme rispetto ad altri paesi europei che riguarda i giovani, cioè la loro possibilità di diventare protagonisti, le donne, la loro possibilità di entrare, abbiamo un 20% di donne in meno rispetto agli altri paesi che possono lavorare e questo insomma è oltre che un danno economico perché sappiamo che nelle imprese la risorsa femminile è straordinariamente importante ma anche un peccato, un grande problema di equità. Allora, l'ultimo passaggio, Ilari, ricordiamo questo corso, con quale frequenza, dove, la mappa insomma un po' del servizio del consultorio. Certo. Allora, il servizio parte ogni 2 mesi, quindi a cadenza ogni 2 mesi all'inizio del mese e vengono raccolte le date presunte del parto e quindi poi vengono coinvolte le coppie a partire da questa data, da questo fattore indicativo e sono 10 incontri più 2 nel post parto, oltre ai servizi che abbiamo elencato prima, sempre di supporto anche nei mesi successivi. Questo. Facciamo un appello ai diffidenti, cioè quelli a cui piacerebbe, che in questo momento hanno un po' alzato le orecchie ma ancora non si fidano di condividere le proprie esperienze, anche insomma, il proprio percorso intimo dalla genitorialità con altri.
Sì, hai detto bene, è intimo e diciamo che noi ci serviamo del primo incontro proprio per creare questa rete, per creare questa vicinanza. Quindi ci sediamo proprio attorno a un tavolo in cerchio e ci presentiamo, non aggiungiamo informazioni a quelle prime 2 ore proprio perché dobbiamo guardarci negli occhi, conoscerci e capire che stiamo facendo questo viaggio assieme, no? Quindi l'obiettivo è grande sicuramente, però molto spesso poi i feedback che arrivano a fine percorso sono altrettanto importanti, quindi magari più che da me che sono la professionista coinvolta, una delle professioniste coinvolte, è bene anche sentire i pareri di chi ha partecipato, Degli quindi altri, sicuramente nel territorio ce ne sono di coppie. Adriano Bordignone, facciamo un in bocca al lupo invece a questi ragazzi, a queste famiglie che si apprestano ad iniziare un nuovo anno scolastico. Sì, l'augurio è di partire mercoledì con questo nuovo anno scolastico, con entusiasmo, con determinazione, con la consapevolezza da parte di genitori ed insegnanti, personale ATA, dirigenti, di essere al servizio dei ragazzi. Quello che noi dobbiamo fare è metterci nei loro panni e aiutarli a camminare, a crescere, a tirare fuori il meglio di loro stessi. E l'invito soprattutto ai genitori e agli insegnanti è cercare di guardare oltre le apparenze, cercare di trovare il bene e le potenzialità in ognuno di loro, sapendo che non sono degli scatoloni da riempire, dei sacchi da riempire, ma soprattutto degli esseri umani da far crescere e farli diventare bravi cittadini capaci di prendersi cura e di far crescere il loro contesto. Grazie Adriano Bordignone, Presidente Forum Associazione Familiari, grazie a Ilari Padovan per essere stati con noi in questa domenica, grazie ancora. Noi adesso in ultima battuta dal nostro Lorenzo Maier per fare il punto sulla mostra del cinema di Venezia, su come dire, vincitori e sconfitti. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a te i nostri telespettatori. Com'è andata allora Lorenzo? Sappiamo insomma che l'Italia ha portato a casa un Leone d'Argento, quindi un ottimo riconoscimento. Che aria si respira in questo momento al Lido? Un'area di bilanci, sì. Il film di Dragone ha avuto un ottimo successo, ha preso il Leone d'Argento. L'Antimos con le sue povere creature ha conquistato un meritatissimo Leone d'Oro, nel senso che è stato il film che aveva avuto consensi e apprezzamenti trasversali sia dal pubblico che dalla critica. Film italiani che hanno avuto 2 premi, anche Michele Ramazzotti ha ricevuto il premio degli spettatori e poi in Orizzonti questa opera prima di Alan Taroni, per cui un cinema italiano in buona salute, un festival che si è confermato di grande successo con 230.000 presenze nell'estate. C'è stato tra l'altro un più 14%, diciamo cifra battuta dall'ANSA, di accessi, quindi proprio di spettatori della mostra del cinema. Per te che hai seguito per noi in diretta quotidianamente questo festival, questa 80ª edizione, possiamo dire che dal Covid c'è stata una sorta di rinascita, di affetto per Venezia, per il suo cinema, il suo festival? Certamente, ma la mostra è ormai qualche anno che conferma i suoi dati in pienissima crescita. È stato durante il Covid il primo anno l'unico evento internazionale che si è organizzato con un grandissimo successo, e il lavoro del direttore Umberto Barbera e del presidente Roberto Cicutta in questa edizione hanno raccolto tutti i frutti meritati di questo lavoro. E adesso ci sarà un po' il punto di come è andata questa 80ª edizione storica per gli 80 anni della mostra, e già si comincerà a programmare l'approccio, tenendo presente che poi la Biennale di Venezia non è solo mostra del cinema, che è un'eccellenza a livello mondiale, ma sono anche la casa di tutte le arti, per cui adesso a ottobre ci prepariamo al Festival Internazionale di Musica e poi ricordiamo la Biennale di Architettura aperta a Venezia ai 3 giardini nazionali fino al 26 di novembre, per cui continua un settembre veneziano nel segno della cultura e degli eventi di grande livello. Venezia come sempre protagonista, no, dell'arte e della cultura. Grazie al nostro Lorenzo Maier. Poi questa sera nel telegiornale delle 19:30 faremo sentire diverse interviste che hai raccolto tu ieri, con le immagini ovviamente della premiazione. Lorenzo, grazie, arrivederci, buon lavoro. A voi.
Allora, noi abbiamo terminato, vi ricordo che torna il Grande Cinema su Antenna 3, dopo di noi la pellicola Mongol, l'ascesa di Gengis Khan, una pellicola davvero bella e ben realizzata. Ora siamo alle previsioni del tempo, vi ricordo che l'informazione torna su Antenna 3 a partire dalle 19:30 con TG Treviso. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago. Bentrovati al meteo. Prosegue l'estate settembrina con caldo quasi estivo. Mercoledì 13 una perturbazione sfiorerà il nord ma con pochi effetti. Vediamo intanto il dettaglio di domenica. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, dunque bel tempo con cielo che si presenterà prevalentemente sereno un po' su tutti i settori. Temperature stazionarie e gradevoli, minime sui 14-20 gradi, massime comprese tra 28 e 31 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo sereno e terso ovunque, tanto sole e nessuna precipitazione prevista. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 30-31 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo ben poche novità. È previsto tempo soleggiato, infatti, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 31-33 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago.